Buongiorno, oggi sono diretto purtroppo al lago di Bordaglia e al lago Pera. Purtroppo perché la mia meta iniziale era il Monte Peralba. L'unico problema è che la strada per arrivarci in asfalto era chiusa, quindi mi sarei dovuto fare 5 km a piedi su asfalto e quindi ho detto ma ripieghiamo verso il lago di Bordaglia, che bello è, però ci sono già stato, ma in realtà a voi non l'ho mai mostrato, quindi va anche bene. Ovviamente anche oggi ho lasciato gli occhiali da solo in macchina e oggi mi serviranno, non come l'altra volta sul Rauchkofel che era tutto nebbioso. Anzi, vi lascio il video qua, penso a sinistra, non lo so, se volete andare a vederlo, che è stato molto interessante, dopo che avete visto questo. La gente che non saluta in montagna, non la capisco. Cioè, se ti trovi in tre, fai almeno un cenno con la testa. Qua si inizia a ragionare a livello paesaggistico. Penso di fare anche il lago Pera, oltre al lago di Bordaglia, che è questo laghetto sopra, che ha forma di mela. No, lago Pera perché ha forma di pera, dopo lo vedrete. Comunque fa talmente caldo, mi sono messo in maniche corte, incredibile. Ed è il 2 novembre. Ciao cane! Voglio fare un giro oggi che non ho mai fatto, che sarebbe allora quel traverso lì fino al passo Giramondo, poi si va dietro la creta di Bordaglia e si scende per di là, lì così, tac, e giù per il lago Pera. Quindi oggi faremo quel giretto lì. Il fatto di non essere andato sul Monte Peralba mi fa pensare all'importanza della pianificazione, perché appunto come in sto caso della strada chiusa poi ti ritrovi sul posto e a pensare dove puoi andare perdendo tempo. Io ad esempio per pianificare uso Google Maps, ovviamente per i tempi, macchina eccetera, Komoot, che è l'app quella per i sentieri, che non è sempre giusta perché ogni tanto sbaglia i dislivelli e anche di molto. Urco, che bello da qua.
Poi a parte quelle due lì, sinceramente non uso altro. Boh sì, vado a leggere le recensioni, ad esempio di qualche cima, però la maggior parte delle volte non sono abbastanza inutili, perché ovviamente sono tutte soggettive, cioè quello che per me è facile per un altro magari è impossibile e viceversa. Sono sicuro che la maggior parte pianifica le uscite, però c'è anche tanta gente che non lo fa. Quindi ditemi nei commenti come pianificate le uscite e anche se le pianificate a sto punto. Se siete tra i cattivi che non le pianificano. Oddio, che buco, che bello. Mamma mia, che bello. Ok, arrivato al passo Giramondo, adesso vado per di là, non vedrete mai, dove c'è quella gente lì e faccio il traverso. Ciao. Ciao. Attraverso quello lungo. Oh, ecco qua. Ok. Bello, dai, carino. È arrivato a Quota Pascoli, che come si intuisce dal nome è questa mega pianura dove presumo ci siano le mucche d'estate. E adesso continuiamo per lì, arriviamo al lago Pera. Questo è il perché si chiama Pera. Vedete? Una piccola peretta. Adesso mi appropinquo a scendere. Cioè, c'è una quantità di gente incredibile. Non pensavo. Sono scappato. Adesso mi mangio il panino che non so se vedete ha un colore giallo fluo. Vabbè. Con la curcuma credo. O la zucca, boh. Qualcosa del genere. Buono. Allora, il giro come difficoltà tecnica è facile, fino a qua, siamo alla Casera Bassa e tranquillissimo proprio, cammina bimbi, totale. E poi da qua in su diventa sentiero classico di montagna, poi fino al passo Giramondo praticamente è tutto così. Se si vuole fare il traverso per dove l'ho fatto io c'è un po' di ghiaione, quindi è da stare un po' attenti, ma niente di impossibile. E poi niente, il lago Pera è tranquillo e quindi sì, sono 1000 di dislivello, forse un po' di meno, perché io andando su e giù per riprendermi ho fatto sicuramente un 50 metri in più. Colori autunnali sì ancora, ma al lago pochi. Ora inizia la carrereccia infinita, per cui vi saluto, spero che vi sia piaciuto il video
e mettete un mi piace e iscrivetevi, così rimanete sempre aggiornati sulle prossime mete. Una di quelle sarà il Peralba sicuro, ma non quest'anno. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!